Tifosi del Napoli, massima attenzione! Un nuovo aggiornamento da dietro le quinte rivela i nomi che potrebbero essere al centro dell'attacco del Napoli per la prossima stagione, tra cui l'erede di Kvaratskhelia e il nuovo numero 9 della squadra. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché quello che si sta pianificando sul taccuino di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, promette di trasformare completamente il settore d'attacco del club. E tra gli obiettivi ci sono alcuni grandi nomi, alcuni già vociferati, altri che potrebbero sorprendere. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, in un editoriale per Tutto Mercatoweb, il Napoli avrebbe già definito due primi nomi per rinforzare il comando dell'attacco, Evan Bonni e Lorenzo Lucca. Giovani prospetti con stili diversi, ma entrambi con caratteristiche fisiche e tecniche che piacciono allo staff tecnico. Un terzo nome, però, è monitorato con grande attenzione, Rasmus Højlund, attaccante danese del Manchester United, che ha già brillato all'Atalanta e che è ancora visto come un grande potenziale per il calcio italiano. L'ostacolo maggiore? La cifra che il club inglese potrebbe chiedere per liberarlo, che potrebbe superare i limiti di budget, anche con oltre 150 milioni di euro da investire. Ma non finisce qui, mentre il club è alla ricerca di un centravanti di grido. Resta intensa la ricerca di una nuova ala sinistra, con la probabile partenza di Kvaratskhelia per il Paris Saint-Germain. Giovanni Manna sta valutando una lista di profili dal rendimento elevato e con margini di crescita. Uno dei nomi più forti della lista è quello di Dan Ndoye, esterno del Bologna che era già nei piani del Napoli nella finestra di gennaio. Con 27 presenze in Serie A, 8 gol e 3 assist. Lo svizzero ha attirato l'attenzione per la sua regolarità, l'esplosività e l'efficienza nei duelli d'attacco. Tutto ciò che Antonio Conte sta cercando per riempire il ruolo lasciato da Kvara. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, approvate questi nomi per guidare l'attacco nella prossima stagione? Højlund è il centravanti ideale? Ndoye può sostituire il talento di Kvaratskhelia? Commentate qui sotto. La vostra opinione è fondamentale per ricostruire il nostro Napoli verso il vertice dell'Europa.